Il ladro se l'è visto davanti lei. Il ladro me lo sono visto, sì, a 50 centimetri, sì. Si sveglia nel cuore della notte e si ritrova faccia a faccia con un ladro, in piedi, dritto di fronte a lei, con il volto nascosto da un passamontagna. Un vero incubo per Luisa, che stava dormendo a casa della mamma nella loro villetta in via Rimini a Mogliano. All'1:15 sento dei colpi fortissimi e mi sono alzata e sono scesa agli scalini, sono venuta qui in entrata e ho visto questo personaggio col cappuccio nero in testa, aveva dei guanti neri, vestito di nero, sembrava un film veramente, un incubo, e quindi io mi sono avvicinata perché lui non si è accorto di me. Ma quando mi sono avvicinata ho cominciato a urlare: cosa fai? Vai via, vai via, vai via! Insomma, quindi questa cosa veramente... Lui ha alzato gli occhi, mi ha visto e è scappato. Nel frattempo lui aveva rotto il portone e il portone non riuscivo più a richiuderlo. Il tentato furto è stato denunciato ai carabinieri e le indagini sono iniziate subito, nonostante siano pochi gli elementi a disposizione dell'arma per identificare l'uomo. Il portone l'abbiamo fatto già riparare perché chiaramente io comunque... Questa era praticamente la fessura che ha ricavato, adesso l'abbiamo fatta incollare e qui però all'interno era già tutto aperto. In via Rimini il panico si è diffuso in fretta. Non è la prima volta che si verificano episodi del genere a casa nostra, ci dice Luisa. Noi siamo bersagliati, noi non è la prima volta, da noi sono venute tante volte, 8-9 volte, tutte sì. In tantissimi anni stiamo parlando e hanno rubato con noi tantissimi anni fa, in 5 in casa e ci hanno portato via un sacco di roba con 5 persone che dormivano in questa casa. In questa zona vivono molte persone anziane e siamo preoccupati per quello che potrebbe succedere, continua Luisa, nel caso i ladri reagissero. Ora mia madre come farà a rimanere in casa da sola? L'abitazione si trova in una zona poco frequentata a ridosso di un'ampia area verde che agevola la fuga dei banditi dopo i colpi. Intanto un appello a tutto il vicinato, perché tutti orecchie tese e occhi aperti, perché tutti ci si può dare una mano, ma anche le forze dell'ordine che chiaramente sì, devono, se possono, che siano più presenti.